Notte di paura in Piazza Rigo, in pieno centro aspresiano, dove sorge il municipio. È a 2 passi dall'ingresso degli uffici comunali che pochi minuti prima della mezzanotte è esplosa per cause ancora da accertare una maxi rissa tra una decina di persone. Di fronte due bande, da una parte cittadini dell'est, dall'altra nordafricani. Tra le mani coltelli, forse una bottiglia rotta, manganelli. Qualcuno probabilmente era sotto gli effetti dell'alcol. Alla fine a terra rimangono due giovani marocchini di 25 anni con ferite da taglio, mentre gli altri si allontanano. In piazza, avvertiti da alcuni clienti di un bar vicino, arrivano 4 pattuglie dei carabinieri e i sanitari del SUEM che soccorrono i 2 feriti poi trasportati al Caffoncello. Uno verrà dimesso poche ore dopo con alcuni giorni di prognosi, il secondo invece si trova ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni con profonde lesioni al torace. La prognosi rimane riservata. I militari sono ora al lavoro per identificare le altre persone coinvolte nella rissa e per chiarirne movente e responsabilità. Sul posto non sono state ritrovate armi. Un episodio inquietante avvenuto in pieno centro, ma il sindaco della Pietra non vuole sentir parlare di comune Far West. Non credo sia corretto definire Spresiano un Far West. È successo, è un fatto sicuramente grave e questo ancora una volta è dimostrazione che magari servirebbero più forze dell'ordine sul territorio e quindi un intervento massiccio da parte del Ministero. Per il primo cittadino è indispensabile un rafforzamento delle forze dell'ordine sul territorio. Io qui ho una caserma in un territorio che sappiamo bene è al centro della provincia. Abbiamo 2 provinciali, una statale, la stazione dei treni, adesso arriva anche Pedemontana. Abbiamo 7 unità nella nostra stazione dei carabinieri. Io credo che dovrebbe averne almeno il doppio. Poi dopo vedi che anche dal governo decidono di terminare così il progetto Strade Sicure. Io ho sentito dei miei colleghi dire che sarebbe sicuramente un buon deterrente avere l'esercito per strada. Sindaci che si sentono lasciati soli. Il mio è un appello perché davvero non è giusto neanche che ci rimettano sempre i comuni e che comune, amministrazione e sindaci siano i capri espiatori di quanto accade. Alla fine ribadisce: un unico episodio, seppur grave, non può danneggiare l'immagine del mio comune. Spresiano viene sicuramente martoriata da questo punto di vista qua e non mi va bene perché non è così, Spresiano non è questa.